La somiglianza è imbarazzante. Paola Sieni, benvenuta ai nostri microfoni. Nel ricordo perenne ormai di una figura che ha dato tanto allo sport sassarese e poi anche dopo che è mancato quei 25 anni testé ricordati da Sergio Zanotti, di un trofeo internazionale che è nel cuore, davvero nella memoria di tanti judoka internazionali. Si è ripartiti 5 anni fa, si è tenuto questo nome che sta iniziando ancora una volta a suscitare curiosità, ma non solo, vista la partecipazione grande di società da tutta Italia e anche qualche piccolo accenno di internazionalità. Quanto ti rendi orgogliosa? Moltissimo, la verità. Sono orgogliosa anche della somiglianza che mi hai detto, dai, alla fine dei fini mi fa piacere, però c'è la somiglianza, dai. Io sono felicissima che continuino a farlo, si continua a parlare di lui e mio padre penso che sarebbe ancora più felice di me. Signor Franco era una macchina da guerra per quanto riguarda le organizzazioni. Lui lo conoscono, o meglio lo conoscevano, però è rimasto a imperituro ricordo nel cuore davvero di tantissimi delegati di federazioni che sappiamo per certo ogni qualvolta leggono Guido Sieni e accostano alla vecchia organizzazione, e questo già di per sé è un buon viatico per la crescita di questo trofeo che, non dimentichiamoci, è dedicato ai giovani talenti. Certo, Babbo era un po' matto anche, se vogliamo dirlo, solo un pazzo poteva fare una cosa del genere. Noi le abbiamo vissute, abbiamo riso, abbiamo pianto, ma è stato un lavoro impossibile, io dico. Lui prima di morire ci ha detto: grazie figlioli che me l'avete fatto fare, me l'avete permesso. Noi non gli abbiamo mai detto niente, perché cosa gli dicevi? Era la sua vita, la verità. Lui ha detto che sperava di allungare la vita a un figlio. Per te ho speso tot, figliola, e per lui continuo a spenderli. Grazie Paola Sieni, grazie. Vedremo impegnata chiaramente nelle premiazioni da qui a qualche minuto e appuntamento al prossimo anno. Grazie altrettanto, ciao ciao.